Martedì 18 gennaio si è svolto al Palageux di Padova Red and Friends, il concerto a favore degli alluvionati voluto da Regione, Provincia e ZED. A presentare l'evento sabato 15 in provincia c'erano, accanto alla presidente Degani, Valeria Arzenton di ZED Entertainment, il maestro Diego Basso e Red Canzian, l'indimenticato leader dei Pooh, anima e mente della manifestazione. È un momento oggi davvero di festa perché presentiamo, secondo me, un avvenimento bello, perché ovviamente viene fatto per gli alluvionati del Veneto. Volevamo che nel periodo della post-emergenza non ci si dimenticasse dei nostri concittadini che si trovavano in situazioni di disagio. Speriamo questo momento possa essere, oltre che un'occasione musicale importante, ma possa essere anche proprio uno spunto di riflessione sentito verso la nostra popolazione che è rimasta duramente colpita da un evento e che ovviamente in questo momento forse è passato già un po' purtroppo in secondo piano. In 5 giorni la Barbara Degani della provincia, presidente della provincia di Padova, ZED che ha il Gran Teatro, io che avevo voglia di fare questa cosa, Luca Zaia che ci eravamo sentiti qualche giorno prima, il 30 novembre per il mio compleanno, insomma tutti abbiamo detto ma perché non facciamo qualcosa, bisognerebbe fare qualcosa, certo che mi piacerebbe fare qualcosa, senti perché non fai qualcosa? Ed è stato così un rincorrersi di telefonate e il 4 di dicembre siamo partiti. Verso la fine è intervenuto il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. Quando si tratta di cuore io mi butto e mi sembra una straordinaria iniziativa che parte dalle migliori sensibilità del Veneto e quindi se può portare risorse ma anche consapevolezza nel lungo periodo per quello che è successo in questa nostra regione, io darò tutto l'appoggio possibile e immaginabile. Prima del concerto, Paul Klotz, amministratore delegato della Despar, ha consegnato al presidente della regione Zaia un assegno di 105.000 euro raccolti nei supermercati del gruppo. La voglia di donare nonostante la crisi c'è. La gente ha subito capito che qua ci vuole l'aiuto del popolo e poi 2 euro non fanno male a nessuno. Quando fa la spesa rinuncia su qualcosa, un netto di prosciutto e può dare qualcosa in sostegno ai alluvionati. E il nostro gruppo arrotonda sempre ed in continuazione dal nostro budget marketing la donazione per il popolo della regione. Considerevole quanto raccolto dalla regione. Abbiamo una buona risposta sul fronte delle donazioni, 3 milioni e 500 mila euro. Dall'altro i 300 milioni che noi abbiamo visto stanziati dal governo e non ultimo poi l'ulteriore trattativa che stiamo cercando di fare per portare a casa ancora risorse per gli investimenti, per finanziare il nostro piano di messa in sicurezza che vale circa 2 miliardi e mezzo di euro. Il ruolo della provincia nella fase di ricostruzione ce lo spiega Barbara Degani. Noi abbiamo cercato di dare una mano ovviamente, soprattutto per indicare alla Regione quali erano le specificità della nostra provincia, diversa rispetto agli altri perché la gran parte dei danni sono state subite dai cittadini o come abitazioni oppure come attività produttive, mentre dalle altre parti del Veneto la gran parte dei danni sono danni pubblici dovuti prevalentemente a frane oltre che all'inondazione. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza e questa è la motivazione, oltre che a raccogliere fondi, che ci ha spinto a organizzare questo concerto. Fra tante manifestazioni di solidarietà, anche da fuori provincia e fuori regione, qual è quella che l'ha colpita maggiormente? Mi ha colpito molto la protezione civile nazionale, soprattutto le squadre che sono venute, io ho potuto vederle, quelle dell'Emilia Romagna, quelle del Piemonte, che sono venute subito, si sono rimboccate immediatamente le maniche, si sono messe a lavorare insieme ai nostri concittadini e alla nostra protezione civile. Nel Palageux, gremito di persone di ogni età, si coglieva un'atmosfera densa di emozione e di sincera partecipazione, tutti consapevoli del valore artistico e solidaristico dell'evento. Emozione altrettanto intensa anche nel backstage. Credo che i giovani, come è accaduto durante l'alluvione, si sono dati parecchio da fare. Sì, io credo sia fondamentale partecipare a manifestazioni del genere, soprattutto perché possiamo dare magari una mano e un contributo per persone che hanno davvero bisogno. E devo dire che questa è una delle cose più belle che ho fatto fino ad adesso e sono fiero di essere qui. Io quando faccio qualcosa che mi sembra che sia qualcosa di buono mi si riempie il cuore, dico vabbè è pochissimo perché bisognerebbe far sempre di più, non basta mai, però ti senti che hai un senso, che dai un senso a questa esistenza. Io ho molta fiducia perché il nostro è un popolo molto tenace
è un popolo anche di grandissima solidarietà. L'evento di oggi dimostra che i veneti si sanno stringere assieme ed è significativo e bello che oggi abbiamo i veneti e tutta l'Italia a fianco a noi per questa bellissima manifestazione. Toccante il messaggio di Gigi D'Alessio, a dimostrazione che la solidarietà non conosce confini. Le cose che succedono in Italia comunque colpiscono tutti gli italiani, non solo i veneti, non solo i campani, quindi quando succede qualcosa di brutto qui è come se fosse successo anche giù a Napoli e viceversa. In apertura, un gesto di grande significato. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto conferire a questa manifestazione una propria medaglia di rappresentanza, quale segno ideale di partecipazione all'iniziativa e di apprezzamento per le sue belle finalità. A me sembra doveroso che questa medaglia venga custodita da chi è stato il cuore di questa manifestazione e quindi la consegno qui di fronte a voi perché la tenga fra i suoi ricordi a Redda Canzian, che è stata una persona davvero magnifica. Subito dopo, l'orchestra, composta da 40 elementi, ha dato inizio al concerto con un brano dal forte impatto emotivo. Sul palco si sono alternati Malika Yane, Chiara Canzian, Gigi D'Alessio, Davide di X Factor, il tenore Francesco Grollo, Niccolò Fabi, l'autore di Con te partirò Francesco Sartori, i Sonora, Ivana Spagna, Aldo Tagliapietra del gruppo Le Orme, Mario Biondi e non ultimi i Pooh. Straordinario il concerto, entusiastica la partecipazione, considerevolissimo l'incasso. Stasera abbiamo raccolto 150.000 euro. Grazie. E adesso chi fermerà la musica?